Buongiorno ancora a tutti voi, ben trovati in diretta a questo appuntamento con A Voi la Linea, che iniziamo andando a collegarci in diretta con Isabella Gregorato dal Museo di Storia e il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, che ospita una mostra dal titolo Origine dei saperi scientifici, che contiene strumenti appartenuti a Girolamo Venerio ma anche le attrezzature di Ardito Desio. A te Isabella, buongiorno. Un saluto ai nostri amici telespettatori dal Museo di Storia Naturale di Via Sabadini a Udine, dove la mostra dedicata a Girolamo Venerio è stata praticamente in un certo qual modo prorogata proprio per dare spazio, per dare la possibilità alle tante scolaresche che si sono prenotate di venire qui a visitarla. Con noi il sindaco di Udine Pietro Fontanini. L'importanza di questa rassegna che in sostanza fa seguito a quella del museo etnografico che si conclude praticamente il 7 novembre. Sì, c'è un continuum in pratica di divulgazione della storia, un po' della meteorologia qui in città, partendo da questo grande scienziato che fu Girolamo Venerio, che studiava, qui ci sono gli strumenti, studiava la meteorologia. Un argomento di grande attualità, sappiamo che purtroppo la situazione meteorologica nel mondo non è delle migliori perché stiamo andando verso situazioni non positive e allora vogliamo documentare anche quanto avviene qui sul nostro territorio. Ci sono dei pannelli e delle immagini che fanno vedere i danni provocati, non so, da una tempesta che è stata Vaia, che ha distrutto milioni di ettari di boschi nel nostro territorio, ma ci sono anche i cambiamenti climatici che si possono verificare e vedere fisicamente, come lo scioglimento dei ghiacciai. Noi abbiamo ancora in piccola parte un piccolo ghiacciaio che è quello del Canin, che era molto più grande 50-100 anni fa e adesso è ridotto a minimi termini. Questo significa che la temperatura sta aumentando e che quindi i ghiacciai si sciolgono anche qui a casa nostra in Friuli. Quindi il discorso ambientale è un discorso di grande attualità, dobbiamo darci da fare per cercare di arginare questa prospettiva terribile dell'aumento della temperatura con l'innalzamento dei mari e quindi con problemi poi per tanti paesi che rischiano di andare sott'acqua tra le tante cose che potrebbero accadere. Anche noi in città ci stiamo dando da fare perché abbiamo intenzione di piantumare un bel po' di alberi. I boschi urbani sono una mia idea forte che voglio portare avanti. Uno lo faremo nell'ex caserma Piave e uno nella zona del PEP Est, nella città di Udine. Là pianteremo, ad esempio, siccome abbiamo già i numeri, più di 5.000 nuovi alberi. Questo significa creare un polmone che assorbe l'anidride carbonica. L'anidride carbonica è uno dei responsabili dell'aumento delle temperature. Quindi speriamo anche noi di fare la nostra parte, anzi vogliamo fare la nostra parte per migliorare l'ambiente e l'atmosfera. Ecco, dobbiamo evidenziare, dobbiamo sottolineare che anche nella storia i friulani hanno puntato sull'ambiente come su tante altre ricerche scientifiche, sempre stati all'avanguardia o pionieri per alcuni rami, per alcune particolarità. Certo, Girolamo Venerio è uno di questi e noi siamo contenti, grazie anche proprio ai responsabili dei nostri musei che hanno riscoperto questo scienziato, figlio di questa terra, udinese al 100%, che lui con i suoi strumenti ha già iniziato tanti anni fa a tenere sotto controllo in pratica questi mutamenti climatici. Sono cose importanti e siamo veramente orgogliosi di aver avuto proprio qui a Udine un grande meteorologo come Girolamo Venerio. Con noi c'è anche la direttrice del Museo di Storia Naturale Paola Visentini. Intanto parliamo della rassegna, come è organizzata, tanto più che quando chiuderà la mostra che attualmente è al Museo Etnografico, delle strumentazioni saranno collocate qui.
Sì, saranno collocate qui perché la strumentazione scientifica ci darà l'occasione di creare una sezione storica del futuro Museo di Storia Naturale che parlerà in maniera permanente di questa eccellenza. È un'eccellenza che per noi è importante perché ci consente appunto di parlare di temi contemporanei, come ha ricordato il sindaco. Noi come Museo di Storia Naturale siamo coinvolti in questo progetto che si chiama Musei Integrati, che è un progetto sostenuto dal Ministero per la Transizione Ecologica e che dà proprio questo ruolo ai musei, quello di rendere consapevole la cittadinanza, gli utenti di una serie di problematiche che sono elencate nell'Agenda 2030 e tra queste c'è il cambiamento climatico. Ecco, l'allestimento rigorosamente, no, con materiale ecosostenibile, sì, abbiamo iniziato questo percorso dell'ecosostenibilità con la mostra che c'è in Castello, Antichi Abitatori delle Grotte in Friuli. Anche questo è un dato è un'informazione che vogliamo lanciare, siamo noi i primi a dover comunicare anche l'ecosostenibilità. Ecco, diciamo ai nostri telespettatori che cosa si può vedere arrivando qui al Museo di Storia Naturale, strumentazioni particolari delle quali ancora magari di alcune non si conosce neanche il possibile utilizzo, no? Beh, intanto ricordo che ci sono in programma delle visite guidate durante la domenica a cui è possibile iscriversi nel pomeriggio della domenica, dove vengono proprio spiegati con attenzione questi strumenti che sono strumenti meccanici. Noi adesso siamo abituati ad avere i dati meteorologici schiacciando un pulsante, in realtà qui c'è un lavoro di taratura, di attenzione, di segnatura di tutti i dati, quindi qui al Museo di Storia Naturale è possibile osservare parte della strumentazione scientifica di Girolamo Venerio, parte delle sue rilevazioni, delle rilevazioni che faceva da questo centro che poi era casa sua in via Savorniana, dove rilevava temperatura, pressione e umidità, per arrivare fino ad Ardito Desio, cioè diciamo che la maggior parte del materiale è parte della collezione di Girolamo Venerio, ma una piccolissima parte è dedicata ad Ardito Desio. Ecco, possiamo dare anche un'anteprima ai nostri telespettatori, perché una delle intenzioni, no, della direttrice del Museo di Storia Naturale è di creare proprio all'interno, nel giardino, visto che c'è tanta partecipazione richiesta agli scolareschi, di una stazione meteorologica. Sì, una piccola stazione meteorologica che realizzeremo con la collaborazione dell'ARPA FVG, che ci ha dato anche una mano nel realizzare questa mostra, almeno per gli aspetti contemporanei, e che darà la possibilità quindi alle scuole, ma in realtà a chiunque lo desidererà, di osservare come si rilevano i dati meteorologici e qual è la strumentazione meccanica che si utilizza. Bene, ringraziamo Paola Visentini. Sì, dobbiamo dire che la rassegna qui rimane aperta fino alla fine di novembre. Ringraziamo Paola Visentini, direttrice del Museo di Storia. Grazie a Isabella Gregorato per questo collegamento in diretta. Noi ora parliamo del tagliamento e delle proposte dell'Associazione Acqua per renderlo più sicuro, come più manutenzione a valle e un nuovo ponte di laminazione a monte. Associazione Acqua che corre anche in soccorso ai sindaci veneti che sono contrari alle casse di espansione in fase di progettazione sul Piave. Fari puntati ancora sul tagliamento, sono cambiate le amministrazioni comunali sia a Pinzano, quindi a monte, che a Latisiana, a valle. Insomma, quali sono le prospettive? Lo chiediamo a Renzo Bortolussi, presidente dell'Associazione Acqua che tanto si è battuta per la salvaguardia del fiume. Siamo particolarmente contenti che abbiamo appurato che il comune di Latisiana ha destinato un assessore solo per il tagliamento che si occuperà per la pulizia e la manutenzione del fiume. È una cosa che chiediamo da 20 anni e finalmente pare che questo si realizzi. Ricordiamoci che il tagliamento negli ultimi 55 anni non ha mai esondato la Tesana e la Tesana è sicura perché ha avuto la diaframmatura degli argini, quindi non corre alcun pericolo. Tanto meglio se saranno fatte le pulizie e quindi sarà ancora più sicura.
Ecco, intanto a monte, a Dignano, si pensa a qualche opera, insomma, per mettere ancora più in sicurezza il fiume. Anche lì noi da anni chiediamo un nuovo ponte laminante, una laminazione particolare che dovrebbe trattenere circa 12 milioni di metri cubi d'acqua, quindi sarà ancora più sicura la Tesana, perché rallenterà il deflusso verso il mare. Intanto l'associazione Acqua va in aiuto al Veneto perché si stanno progettando sul Piave, a Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, delle casse di espansione. Lì i sindaci sono in fermento e hanno chiesto l'aiuto proprio dell'associazione Acqua. Sì, abbiamo incontrato la Marianella Tormena, sindaca di Crocetta del Montello, è venuta a trovarci a Spilimbergo, l'abbiamo fatto visitare anche il tagliamento e quindi le abbiamo dato il nostro appoggio, la nostra esperienza su queste cose ed è rimasta particolarmente contenta. Qual è il progetto sul Piave, che ricordiamo fiume sacro alla patria, che nasce a Sappada, ora in Friuli Venezia Giulia? Si stanno progettando le casse d'espansione sul Piave, una cosa assurda perché prima di tutto bisogna capire se c'è il consenso sociale e da quanto so io non c'è il consenso sociale, perché non solo la Marianella ma anche i sindaci locali con cui ho parlato qualche giorno fa sono decisamente contrari a queste opere. Quindi noi abbiamo come Acqua fatto un esposto alla Corte dei Conti per fermare la progettazione, che è del tutto inutile. Ecco, si parla molto di ambiente, di cambiamenti climatici, però la tutela del nostro territorio passa anche da queste azioni. Esatto, quello che è stato fatto anche in Germania sul modello del tagliamento, di cui abbiamo ampia documentazione, sono stati spesi 15 anni fa 30 milioni di euro per ripristinare il loro fiume Isaria, che ha un costo come ho detto, di 30 milioni di euro, sul modello del tagliamento, questo lo dicono loro. Tra poco ci rivediamo con la seconda parte di A voi la linea. Bentrovati da voi la linea. La Società Friulana di Archeologia dell'Isontino sta lavorando per far conoscere i tesori dell'antiquarium di San Canzian di Isonzo e prevede anche attività di divulgazione nelle scuole, oltre al rifacimento della cartellonistica informativa per i turisti. Rinnovare la cartellonistica e rendere maggiormente fruibili i tesori dell'antiquarium adiacente, la chiesa di San Canzian di Isonzo. La Società Friulana di Archeologia, la sezione isontina che rappresento, da più di 10 anni cerca di puntare la luce della cultura e di smuovere un po' l'interesse della popolazione locale ma anche del territorio circostante per studiare, spiegare, raccontare i resti che questi scavi di San Canzian di Isonzo hanno riportato fino ai giorni nostri. Riteniamo fondamentale il coinvolgimento dei giovani, degli abitanti di San Canzian, ma anche delle università, delle scuole, portandole qui, far capire la storia del Vicus e il suo forte legame con la città di Aquileia, la vicina città di Aquileia. Quello che tentiamo di fare è di raccontare la storia di San Canzian a diversi livelli, più tecnico, scientifico per gli addetti ai lavori, ma anche in modo più diretto e colloquiale, per esempio per le scuole, per gli studenti o per i turisti che si trovano a transitare qui. L'intento è quello di rinnovare per esempio la cartellonistica con i dati degli ultimi scavi che nel corso dei primi anni 2000 sono stati effettuati ancora qui accanto alla parrocchiale e tentare di offrire anche l'apertura richiesta di questo antiquarium che ancora oggi mostra gli importanti reperti che sono emersi nelle campagne di scavo degli anni 60. Lo spettacolo silenzioso della laguna di Marano d'autunno, molto amata da turisti italiani. La laguna in autunno è
è il momento in cui mette il suo abito della festa, perché sta aspettando gli uccelli migratori che stanno arrivando dal nord Europa a trascorrere l'inverno qua da noi, che è un po' più mite. I colori della laguna tendono tutti quanti al rosso, la vegetazione allofila si tinge proprio di questo colore rosso-viola che fa, se vogliamo, è in pandan con i tramonti mozzafiato che ci sono in questo periodo dell'anno. Ed è il momento in cui veramente l'ambiente si ovatta. Oggi siamo usciti con la barca, c'era il mare piatto, uno specchio, e la luce del sole si rifletteva in questo specchio d'acqua che rendeva veramente tutto più magico e tutto più accattivante. Tra l'altro in questo momento dell'anno, insomma, il traffico marittimo non è tanto e quindi si gode veramente del silenzio e della pace, della tranquillità della laguna. Quindi siamo in un momento giusto, secondo me. Chi cerca la laguna in questo periodo dell'anno? Quali sono i turisti che raggiungono Marano o Aquileia per godersi lo spettacolo della laguna? Diciamo che sono prevalentemente turisti locali della nostra regione, del Friuli Venezia Giulia, solo che in questo periodo, oltre che alle bellezze della laguna, che io decanto tantissimo, le nostre iniziative con il battello sono di unire appunto le bellezze della laguna anche ai piaceri del gusto, della tavola, e quindi molti apprezzano queste ricette che vengono proposte a bordo della barca, che sono ricette tradizionali. Ecco, rispetto a Grado, che negli anni poi è diventata più turistica sia per i bagni che per le terme e per altre iniziative, Marano è rimasta una città di pescatori, una cittadina di pescatori, e il turismo, diciamo, è minore rispetto all'Isola del Sole. Sì, certo, Marano sta cercando di spingere sul turismo come risorsa, però al momento ancora l'economia del paese gravita attorno al bene pesce, fra chi lo pesca, chi lo vende, chi lo compra, chi lo importa, chi lo esporta, chi lo cucina, e come i miei ospiti, i miei passeggeri, se lo mangia. Quindi diciamo che anche molti turisti che vengono a Marano vengono per il pesce e dopo scoprono una realtà veramente completamente nuova, fuori dalle rotte turistiche convenzionali, e quindi scoprono una magia diversa del vivere il territorio, perché a Marano si vive proprio il territorio in prima persona, perché si vanno in posti che non sono raggiungibili dai grandi mezzi di massa, diciamo, quindi si va con la barchetta in certe secche, in certi posti che sono veramente peculiari e particolari. Ecco, la pandemia, il Covid, ha portato forse il turista friulano italiano a riscoprire luoghi prima sconosciuti? Secondo me sì, io ho sofferto della pandemia un po' come tutti i miei colleghi, tutti chi ha operato con il turismo, e da quando siamo ripartiti ho visto molti turisti italiani che venivano in Friuli Venezia Giulia proprio perché ritenevano questa regione un po' fuori dalle rotte principali del turismo e si aspettavano non grandi cose. Invece sono venuti qua da noi, li hanno portati via tanti, mi fanno: ma voi siete bravi, avete un posto incredibile, in un'ora si è dalla montagna al mare alla collina, i prodotti della regione sono straordinari, ancora tipici, ancora che bisogna andare a cercarli. Non è facile, però quando si trovano uno resta stupefatto appunto dalla qualità e dalla particolarità di questi prodotti. A Marano è la stessa cosa, cioè uno viene a Marano perché a Marano ha un aspetto fondamentale. Marano ci arrivi o perché sbagli strada, perché qui la strada finisce a Marano, dopo comincia l'acqua e non si va da nessuna parte, o perché sai, non è come tanti paesi in cui sei di passaggio, aspetta che mi fermo, no, Marano o vieni perché sai o perché sbagli strada, e quando sbagli strada e ti fermi a Marano, dopo la memorizzi sul navigatore questa strada, perché ci si innamora facilmente di queste zone. Con la laguna, come la terraferma ha delle strade, purtroppo a volte queste strade non sono sempre facilmente percorribili. Cosa succede? Questo è un dramma degli ultimi anni, che la manutenzione dei canali, il dragaggio dei canali non viene effettuato da moltissimo tempo, e quelle volte che è stato fatto in una maniera veloce, diciamo non molto ben strutturata, e adesso noi stiamo soffrendo appunto della scarsa navigabilità
di tutti i canali della laguna, che ci costringono a modulare gli orari di partenza e di arrivo in base alla marea, a rischiare molto di rimanere piantati. Infatti io dico sempre che noi che portiamo avanti il nome della laguna, il nome di Marano, del pesce, del territorio, ma i nostri colleghi di grado uguale, siamo degli eroi perché andiamo avanti per la nostra strada cercando veramente di proseguire con questo amore che abbiamo e nel trasmettere questo amore per l'ambiente, sebbene la navigabilità è fortemente compromessa appunto dalla poca profondità dei canali. Io spero che intervengano, perché sennò è una tragedia, è una tragedia. Passeggiando per Udine invece non è un caso incontrare Angelo Bullo, il pittore degli scorci udinesi. Il nostro Giancarlo Virgilio si è fermato domenica scorsa a fare 4 chiacchiere con lui. Angelo Bullo, tu sei in realtà una delle attrazioni del centro storico di Udine, te ne rendi conto? Lo sai che Pozzo mi ha dato anche la medaglia d'oro per aver contribuito al turismo che venivo, sai, uno vengono qui, un pittore che dipinge con una mano in tasca, quando mai? Cosa stai dipingendo adesso? Piazza Libertà con una prospettiva unica? Libertà. Io cerco di complicarmi la vita quando dipingo, cercando di rendere le cose difficili da realizzare in diverse angolazioni, e allora mi ci diverto perché devo riuscire. Qui è una prospettiva tutta tua questa? È la prima prospettiva che io faccio con questa angolazione, sì, che sono al centro del piano, perché adesso la posso fare, prima non potevo fare perché mi sembra di essere un vigile che faceva lo traffico qui al centro, no? E adesso invece isola pedonale, e poi ne ho fatti parecchi anche via Mercato Vecchio. Ti piace il centro storico senza auto? Va bene come hanno fatto, sì, però potevo mettere una navetta senza prendere i canali di pullman, perché Udine, se prendeva le navette, era tutta quanta isola pedonali. La definiamo la tua una tecnica volumetrica? Ma sì, volumetrica, perché ci sono tutti quanti spazi, ci sono tutti quanti cubi e rettangoli, le linee cambiano in continuazione, quindi tu devi fare un ragionamento, le segni in orizzontale, in verticale, tu le devi vedere mentalmente, le devi ragionare. Quante ore di lavoro ti occupa un quadro di questo tipo? Boh, io il lavoro non continuo, io con quadro ci lavoro 2 ore, 3 ore, poi lo riprendo l'indomani. Un mesetto comunque per un quadro di questo tipo? Sì, un mese. Okay. E quali sono gli scorci che preferisci di Udine? Quelli che sono più complicati. La Piazza Libertà è tremenda, Piazza San Giacomo ha delle angolazioni, poi c'è via Paolo Sarpi, anche quella è un'angolazione prendendola dal sottoportico di Paolo Sarpi, girando verso Piazza San Giacomo, è una cosa meravigliosa. Ma quando ti incrociano, cosa ti aspetti dal pubblico, dai cittadini? Un saluto, una domanda? Ma prima di tutto pensate alla vostra famiglia, date il massimo come l'avete sempre fatto, e poi il friulano è una persona che è riuscita in tutto su tutto, un lavoratore, uno che a un certo momento non servono fare tanti elogi, e dappertutto nel mondo, preferiscono i friulani che i veneti. Vi saluto tutti. Ed è tutto per oggi, grazie per aver seguito A Voi la Linea, buon proseguimento di giornata, arrivederci.